Ok, apri solo la chat. Ok, si vede anche, quindi tutto a posto. Ok, allora. Oh, ciao Gabri. Fatto. Gabri, ti stavo scrivendo. Dammi, è più veloce il Gabri della notifica. Minchia, complimenti. No, guarda, c'avevo la pagina di Steam davanti per scriverti. La chiudo immediatamente senza nessun tipo di problema. Sì, cazzarola, sei speedrunnato. Allora, innanzitutto buonasera, signor Gabri. Buonasera, bello. Buonasera, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Allora, signor Gabri, noi dovremmo vederci la puntata io e il signor Gianmarco, no? Però ecco, volevamo approfittare pure del fatto del link che mi hai mandato. Mancano i 32 secondi di Minecraft, 2 secondi di Twitch. Vabbè, ci andiamo benissimo, non ti preoccupare. Noi per le 22:30 o anche prima, ti liberiamo. Più che altro, oltre che condividere il link, avevo piacere di fare in live a mo' di intervista, che una delle cose che sto cercando di fare con il canale è portare un certo tipo di interviste fatte in un certo modo. Mi piacerebbe farti alcune domande, naturalmente tranquille, niente di particolare, niente di problematico e quant'altro, chiederti soltanto il tuo punto di vista su alcune cose e sapere il tuo punto di vista e cosa ne pensi. Ok, ok, quindi già questa è una cosa buona. Allora, innanzitutto presentiamo questo personaggio mitologico, chiamiamolo così, che è una persona apparsa all'improvviso sul canale. Gabri, quanto tempo è che mi segui? Tu e i tuoi 850.000 nickname accumulati negli anni. Penso un po', Facciamo Outlast Trials. Sì, È passato un po'. Diciamo che era praticamente all'inizio seconda manche di Outlast Trials. mi seguo esattamente 12 maggio 2024. Quindi già abbiamo fatto un anno ormai. Tu come sei riuscito a trovarmi? Ah, Gabri, c'è una regola nelle interviste che vorrei cercare di fare, spero che questa regola si applichi anche a te. La piena sincerità di tutto quello che senti per come lo senti e per quello che hai voglia di dire, non ti preoccupare. Rispondi solo nella maniera più sincera e onesta possibile. Ti prometto che non sarò invadente. Perché tutto questo? Allora, noi dobbiamo dire la verità. La verità. Funziona. Sì, la chat funziona. Sì, funziona. Guarda, Gabri, scrivi qualcosa, così tranquillizziamo anche Gianmarco. A volte non capisco se sì. Ecco qua, vi ho trovato guardando i streamer di Outlast, visto che l'ho avuto, e ho trovato il grande e mitico Vincenzo in arte. Allora, grazie mille Gabri, mi fa piacere, anche perché ci sarà modo di esprimere il parere anche su queste cose. È un grande, Gabri. Quindi ecco, tramite un gioco qualunque, andando in live in un momento specifico, trovi la combinazione di trovare una persona che si affeziona a te e ti segue per tutto questo tempo. Che comunque ci sono altri canali stream, ci sono altri canali su qualunque argomento, su qualunque cosa. Noi siamo felici e fieri di averti qui sempre, anche se dobbiamo dirlo e non dirlo, perché io penso che si possa dire tutto senza dare un certo tipo di dettagli, mettiamola così. Diciamo che tu sei molto giovane, senza andare a dire il numero, senza andare a dire cose e quant'altro. Puoi confermare che tra me e te c'è un'enorme differenza di età, proprio grossa, e che per quelle che sono le regole di quello che stai capendo dello stare al mondo, io e te non dovremmo essere in contatto, mettiamola così. Gigante differenza. Ok. Grazie per farmi sentire ancora più vecchio di quello che sono. Molto, grazie mille. No, gentilissimo, Gabri. È molto gentile. Quindi ecco,
Volevo fare pure st'intervista, parlare sto pochino con Gabri, cosa che possiamo anche ripetere sia con altre persone che con Gabri per sapere aggiornamenti da lui e quant'altro, proprio per chiederti il tuo punto di vista sulle cose. Ecco, tu mo adesso sei un giovincello che sta scoprendo il mondo, vai a scuola, che scuola stai facendo e che tipo di scuola ti piacerebbe fare? Prometto che tutto questo sarà breve, indolore e porterà a qualcosa di piacevole che sono certo ti farà piacere sentire. Poi magari facciamo qualche cosa di buono e ci attiriamo le fortune e vinciamo il tostapane computer e Gabri sta a posto. Che scuola stai facendo in che senso? Ora scrivimelo in privato. Che classe stai facendo? Gabri, io sto andando a controllare le mail tutti i giorni. Come ci sono novità, non ti preoccupare. Tu spera che arriva una mia notifica. Gabri, dammi il tuo indirizzo. Se arriva quello, stai a posto, che stai tranquillo. Ok, vorresti fare informatica. Perché proprio informatica? Cioè, ti piace usare il computer, sei appassionato di tecnologie? Ok, una cosa che devo vedere per le prossime volte è un po' di musica in sottofondo rilassante e senza copyright, così non abbiamo problemi. Perché mio fratello è informatico e mi ha fatto imparare tante cose, alcune mi piacciono molto. Ok, quindi questa già è un'ottima cosa. Se hai trovato qualcosa che ti piace, approfittane. Oh, Regen, bonsoir. No, no, ecco, allora, Gabri, piccolo consiglio sul mondo che scoprirai in futuro. Il mondo, soprattutto su ste cose, è molto cattivo. Fai, esprimiti, di le tue cose, sii artista in un certo modo, prendi spunto da altre persone, modifica cose che ci sono, ma citando sempre le persone giuste, non toccare i diritti d'autore di chi ha tanti soldi perché ti fanno il sederino rosso. Quindi assolutamente da dire, da fare senza copyright. Poi se qualche cantante famoso, qualche autore famoso vuole concederci i diritti di mettere la sua canzone, sì. Siamo liberi. magari avendo più disponibilità e facendo girare un pochettino il messaggio, anche gruppi che vogliono emergere e vogliono farsi sentire, ci danno le loro canzoncine, le mettiamo sotto, non c'è nessun tipo di problema. Allora, Egen, stavo facendo una sorta di esperimento, una cosa che volevo portare in live e che vi amplificherò dopo al meglio. Sto facendo un'intervista al giovane Gabri, una cosina di giusto un pochino, non durerà tantissimo, anche perché c'è la puntata di Caro da recuperare. Allora, Gabri, se non avessi sto pallino per l'informatica, cos'altro ti piacerebbe fare invece? A proposito di messaggio, il coso che ti ho mandato, no, allora Gabri, aspetta, facciamo le battute, agiamo anche in maniera legale e cordiale. Specifichiamo che cos'è il coso che mi hai mandato. Allora, già abbiamo fatto capire che tra me e te c'è un'enorme differenza di età. Tu dici il coso che ti ho mandato, Gabri, se non spieghi per cosa intendi, pensa a me un quarto d'ora mi arriva la polizia a casa. Proprio metti il timer, senti le sirene che arrivano. Usiamo le parole giuste. Da amici abbiamo perso l'account per che password dimenticate. Quindi il link che mi hai mandato piacerebbe fare forse l'artistico e il linguistico. Ok, quindi comunque sei una persona a cui piace scoprire nuove cose e quant'altro. Allora, questa è una domanda che giro anche a Reagan, anche per sapere il suo punto di vista. Allora, innanzitutto, Gabri, scrivi, se sempre... capì? No. Capì, Reagan? No, Reagan.
Cioè, può sembrare qua una live tutta tranquilla, poi il coso che ti ho mandato, attenzione, attenzione, avvisiamo le forze dell'ordine in ascolto, si trattava del link che a breve girerò in live, attenzione. Già ne sono usciti troppi di personaggi che hanno fatto i cretini o anche le cretine con persone piccole di età e fate letteralmente schifo, approfittando della notorietà che avete per fare delle autentiche porcate, quindi no grazie, no grazie. Allora, voi, a prescindere dall'età, dai vostri gusti, da qualunque altra cosa, vi informate su quello che succede nel mondo o vi fate i cazzi vostri e andate avanti? Se nel mondo sta succedendo questo, sì, io penso alla mia giornata, penso alle mie cose, poi un giorno mi informerò. Oppure anche qualche piccola notizia. Per informarsi bastano pure 5-10 minuti, non bisogna stare le ore. Sull'Ercio di solito. Rispetto ad alcune fonti di notizie che ci sono in giro, è molto bello. Conviene effettivamente informarsi sull'Ercio. Allora, a me dipende se sia grave, se sia importante o no. Allora, Gabri, qual è l'ultima notizia che hai sentito? Reagan invece dice mi informo abbastanza. Okay. Vabbè, Reagan Okay. diciamo un po' più sul pezzo, per così dire, un po' più sul filo nostro. Non fa informazioni. Ah, dato ho 2 aneddoti per farti fare 2 risate. Dopo a te agli altri, ovviamente. Okay. 2 aneddoti simpatici. Ti faccio sta domanda, Gabri, per capire che livello di conoscenza stai prendendo. Anche perché l'informazione è potere, ricordiamolo. Esattamente. Quando viene usata per bene certo, e certo, correttamente, no? Quando viene usata per favorire un lato o un altro. Per ora che Silksong è stato rilasciato, ok, non molto importante, è che ho preso fuoco vicino dove andavo le vacanze io, che culo. Vabbè, una comunque notizia di attualità, tra virgolette. Ok, quindi ti informi. Allora, ok, fai bene, fai bene. Anche da te piccolo. Stessa cosa pure io, sì. e questo è il punto del discorso dove volevo arrivare, ma rapportando il tutto per dire una semplice cosa a Gabri. Allora, perché sto facendo tutto questo? Io vi dico la verità. Io ieri dovevo andare in live, ma Gianmarco sa cosa è accaduto e c'è stata una botta al cuore pesante, brutta, brutta. Ragazzi, momento brutto di lacrime, dico proprio la verità, non c'è da vergognarsi di questa cosa. Quindi ho pensato, ho ripetuto, fortunatamente mi sono evoluto a tal punto dove prima, invece di stare anni male per alcune situazioni, mezza giornata risolto, fatto pace col cervello, coscienza pulita, linda e pinta, potremmo rispetto dato, rispetto prima avuto e poi non più dato. Arrivederci e tanti saluti. Però invece di prendermela e farmi prendere dalla rabbia, dall'odio e dalla desolazione, vi posso dare la notizia che ci sono ottime notizie forse nel prossimo periodo per quanto riguarda la questione del negozio che vi ho parlato in questi giorni. C'è stata una sorta di botta di culo, ritorno al passato che ha aperto delle strade non considerevoli. Però stasera volevo fare qualcosa e una cosa che ho già detto in live è sempre stata quella che, a prescindere da quello che potrà essere il negozio, quello che si farà con le live qui e quant'altro, a me interessa fare questo non per diventare chissà chi o riempirmi le tasche di grano, pure se tutto questo porta una sola persona di voi a vivere, a stare un attimino meglio, è uno dei desideri che volevo realizzare nella mia vita. Quindi volevo dire solo una cosa a Gabri, e a questo punto pure a Regan. Ragazzi, sono più grande di voi, ma fortunatamente non sono una persona presuntuosa e mi piace sul serio dialogare. Ho delle idee un po' strane, sono un po' particolari io con quello che vorrei fare, ma vi posso assicurare, vorrei promettere a voi due e chiunque si recupera sto pezzo, quello che sto cercando di fare è per darci voce in un certo modo. Siamo pochi, siamo fatti in un certo modo, diversi da quello che si vede fuori, non so, e proprio per questo vi chiedevo fino a che punto vi informate, perché volevo permettermi a mo' di zio, in modo affettuoso con cui mi chiama Gianmarco, è sempre stato lo zio.
Per me gli zii sono una figura mitologica, sono quelle persone più adulte di te, però molto amichevoli. Esatto. Non li vedi mai, non li senti mai, però nel momento in cui ti servono, e lo posso rapportare con una parte della mia vita, ci sono. Ed è questa l'immagine e il mood che vorrei dare al canale. Dato in mano. Bevi? Bevi. Bevi. Aspetta. Ok, un attimo che prepariamo il tutto. Bicchiere e acqua. Prego. Allora ragazzi, nelle ultime 24 ore, se vi andate ad aggiornare sui canali corretti, e per canali corretti non intendo quelli che per anche io zii mitologici. Esatto. Basta vedere un pochino ovunque. Io me ne stavo rendendo conto. Prima stavo vedendo un attimo la puntata di mercoledì. Io adoro il personaggio dello zio Fester. Cioè, a me essere lo zio che ti caccia i fulmini dalle mani, a me piacerebbe molto. Diciamo, un po' particolare in tutto e per tutto. No, Saetta McFratona. Ragazzi, andatevi ad informare nei canali che riportano le notizie per quello che davvero sono. Ditemi un attimino, dal punto di vista vostro, io gradisco, anche io. Mi raccomando, 2003. Però Morticia è sempre Morticia, non esagerato. Comunque, non è pizza e fichi. Visto puntata con spade bendate, lasciamo perdere, ragazzi. Gran pezzo di gomma. Lasciamo perdere. Fortunato Gomez. Ecco, non possiamo dire niente. Tu dal fortunato Michael Douglas, tuo marito. Vabbè, quelle poi cose. Allora, voi, per quello che vi informate, per quello che vedete quando scendete per strada, quando siete in giro, che cosa ne pensate del mondo, della società, di quello che vedete? Proprio, ragazzi, in maniera onesta, ditemi quello che pensate. Io se non dico niente, qua strikerano la live se inizio a parlare io. Allora, facciamo tipo la notte del giudizio. Avete 10 minuti, potete dire le peggio cose, nei limiti di Twitch, attenzione, se non ci fate buttare. Con calma. Queste sono ancora accettabili un attimino. Avete 10 minuti, pure più di una frase. Sfogatevi, c'ho il botto davanti, quindi se blocca qualcosa, non vi preoccupate. Cercate di non far andare giù il canale. Ok, continuate, sfogatevi. Vai. Fate questo esercizio. Tutto fate questo esercizio. Mente, su qualsiasi cosa. Andate, dite tutto. Perché vi sto facendo fare questo? Perché ragazzi, soprattutto nelle ultime ore, questo ho capito, se io ci metto la faccia, se occupo il tempo per offrirvi qualcosa, devo darvi qualcosa per cui valga la pena venire qui. Sfogatevi, tirate fuori tutto quello che c'è dentro di brutto, ditelo. Viviamo l'era dello scemo senza onore che fa i soldi. Ottimo. Bella questa. Questa è bella. Voglio vedere la vostra capacità, soprattutto di Gabri, nel vedere se riuscite a individuare lo schifo o se vi fate fregare da quello che si sente in giro. Vai Giamma, dinne una pure tu. Vai Giamma, vai, fidati. Le guerre, le armi e tutte queste cose per me non dovrebbero esistere. Per me le persone non dovrebbero risolvere problemi con pistole, vedute che non posso dire e alzare le mani e la violenza in generale. Io per questo volevo fare sto segmento qua e volevo fare le interviste chiedendo a voi queste cose. Gabri, ti prego, per l'amor di Dio, per tutto ciò che di più caro c'è al mondo, prendi sto pensiero, ti do un consiglio e ti prego di portartelo avanti fino all'eternità. Così almeno so che sta cosa buona l'ho fatta e sto un attimino più tranquillo. Ragazzi, sinistra, destra, centro, sopra, sotto, bisessuali, gay, qualunque ogni cosa al mondo. Fatevi le vostre idee, ragionate su quello che davvero è una cosa e non giudicate chi la pensa in maniera diversa da voi.
Regen, viviamo l'era dello scemo senza onore che fa i soldi. Sì, al giorno d'oggi più fai cazzate inutili, perché è bello fare cazzate. Io se vi racconto le cazzate che ho fatto, e Gianmarco ne sa un paio, però non ho mai fatto male a nessuno, non ho mai rubato niente a nessuno, non ho mai rotto i coglioni a nessuno. E non è una cosa da sottovalutare quest'ultimo, che molta gente non lo capisce questo fatto. Ci sono molte persone che con la scusa di fare gli scemi e prendere popolarità si fanno seguire e lanciano messaggi in un certo modo e sono ancora online queste persone. Questa è una cosa brutta che non vorrei dire, ma la devo dire io purtroppo metterei la pena di morte per chi uccide senza motivo. Per dire anche il razzismo, simile, la cosa che appena detto tu non si deve giudicare. Tu vai per la tua strada o l'altro va per la sua. Chi cazzo se ne frega se lo insulti o no? Gli dai solo tanto fastidio e in casi terribili lo mandi in depressione e succede robe brutte. Io spero che Gabri abbia delle guanciotte, perché nel momento in cui io me lo troverò davanti, sempre con calma e sempre con moderazione, io gli devo prendere le guanciotte, devo fare così. Ci dissociamo preventivamente con affetto, con affetto, con affetto. Lo sai, posso essere particolare e fare le cose in un certo modo, ma io vivo all'Assassin's Creed, c'ho un credo. Non usare quella saga di supplico, non la usare, non la usare. Persone giovani e molto giovani, qualunque danno gli fai, qualunque modo li tocchi o li percuoti o gli rompi i coglioni in un certo modo, lì per me io autorizzo la pena di morte. Sono buono, carino, calmo con... carino no, lasciamolo. Sono gentile con tutti, ma se qualcuno fa qualcosa di negativo nei confronti dei bambini, io divento una cazzo di bestia. Mi sembra più che giusto. Quella è l'unica cosa dove io personalmente, pure per aiutare un bambino davanti a me, li ricorrerei alla violenza, quella pesante. Quella è l'unica cosa. Ricordiamoci che addirittura anche le associazioni a delinquere hanno un codice che impone di non toccare i bambini, perfino la feccia dell'umanità sa che non si tocca. Le opinioni ci possono stare, ma giudicare e rompergli i coglioni così per dargli fastidio, per fare qualcosa di negativo su qualcuno, alzare le mani e robe del genere, anche no. Io già l'ho detto in live l'altra volta. Allora, non perché io vedo la vita in un certo modo e devo obbligarvi a vederla come me, però credetemi, la soluzione a tutto sta nel mezzo, anche prendendo e ragionando in un certo modo un attimino non convenzionale. Allora, se noi diciamo tutte queste persone, perché è come se ci fosse una specie di virus che si mette nella testa di alcune persone, alcuni lo chiamano troppo ego, alcuni lo chiamano avarizia, alcuni lo chiamano cattiveria, ognuno ha la sua, non tutti sono cattivi e non devono stare tra le altre persone, ma ci sono anche le persone che possono essere un attimino recuperate. Però ti devo dire la verità, e questa è brutta, e questa è una di quelle frasi che attira i mostri. D'accordo. Questo è un rito di evocazione, mettiamola così. Po' lunga, un finito paro. Allora, viviamo in un mondo, e queste sono le cose brutte che devo dire purtroppo a Gabri, perché io se sto in live gli devo lanciare un messaggio in qualche modo. Gabri, nel mondo ultimamente, negli ultimi giorni, sono successe cose brutte. Te non ti importa sapere i nomi, non ti importa sapere determinate cose, non ti importa e non ti deve importare andare a capire quello che è stato detto, quello che si diceva e come la pensava una fazione e come la pensava un'altra. È successo che una persona, per dire il suo punto di vista, è stata sparata e ci sono persone che su internet stanno ancora tuttora festeggiando perché questa persona è morta. Quindi mi fa piacere che la pensi così sull'avere opinioni diverse. Ti dico tutto questo perché non perdere mai la cosa di far valere la tua parola e di farti sentire nel modo corretto e di rispettare chi non la pensa come te. Ci sono persone in questo momento che stanno scendendo per strada e stanno un attimino manifestando in maniera sempre più accesa. Ci sono canali che danno le notizie nel modo giusto.
Io non vi dico ha ragione chi è di sinistra o ha ragione chi è di destra, perché le merde ci sono sia di qua che di là. Ci sono canali grossi a livello internazionale che stanno mandando il seguente messaggio e ci sono clip online di quello che vi sto dicendo. Non mi serve inventare fandonie o esagerare la cosa. Streamer grossi impegnati anche a livello politico che in live hanno espresso il parere di ehi, noi siamo di sinistra e siamo stanchi di tutto questo. Scendete per strada, prendete le persone di destra e tagliatele lo stomaco. No, grazie. Quindi la domanda che sorge spontanea, ed è questo il motivo per cui vi sto facendo tutto sto filaccione e siamo in perfetto orario. Aspettate, consentite il messaggio oggi. Per me ognuno ha la sua vaffanculo, strada. vabbè. Ah, ok, vabbè. Mamma mia, botto però, Va bene. Allora, fammi aggiungere. Per me ognuno è la sua strada, se a te non piace quello di qualcuno non la seguire, vai per la tua e vaffanculo. A te piace una strada e vacci. Non ti piace una strada a qualcuno in generale qualcosa, vai per la tua, non rompere il cazzo a qualcuno. Esattamente, Gabri. La cosa che hai appena detto tu, che io ho sentito adesso, il fatto che hanno festeggiato che è morto qualcuno, lo trovo scorrettissimo, ma addirittura festeggiare no. L'hai sparato, l'hai ucciso, ok, allora che cosa ci hai guadagnato? E questo è il casino grosso che sta succedendo. Il problema è che si sta, da un lato, dal mio punto di vista, io ripeto, seguivo alcuni video di questa persona e tranquillamente alcune cose che diceva rispecchiavano il mio punto di vista, altre no, ma ragiono su quello che faceva questa persona, organizzava dei raduni nei college e quant'altro, si faceva preparare il palco e tutto, un microfono di fronte e offriva un dialogo. Se poi si pongono persone che non sono in grado di accettare la verità in un certo modo, ma non la verità che era giusta per me, per lui o qualcun altro, cose concrete, cose che sono facilmente dimostrabili, non è colpa sua se le persone non sono più in grado di ragionare o fare altro. Hai rotto la vita a qualcuno, sia di chi sia sparato. Gabri, si parla spesso in questi giorni di ma nessuno pensa alla moglie, ai figli che ha lasciato, eccetera, eccetera, mentre ci sono persone che continuano a festeggiare. Mi piace pensare un pochettino più nel dettaglio a certe cose. Gli amici che ha lasciato, nessuno ci pensa. I vicini, i collaboratori, tutte le persone che lui vedeva ogni singolo giorno. Che all'improvviso, solo per vedere questa persona che stava facendo quello che si stava impegnando nel fare, ripeto, il discorso può piacere oppure no, condivisibile o meno, ma il senso proprio della cosa. Però l'azione di sparare, festeggiare e poi lamentarsi, ci sono persone in live che hanno apertamente detto sì, io sono a favore di chi ha sparato, ha fatto benissimo. No, siamo arrivati a quel livello. Quello che vorrei fare col canale, ma vi svelo un piccolo sogno del canale. A me piace sognare in grande pure se non c'ho un cazzo di niente al momento, però piano piano le cose si possono raggiungere. Ragazzi, per me persone come questo content creator che fa live portando questo tipo di segnali dovrebbe funzionare il tutto nel seguente modo, senza possibilità di altre soluzioni. Canale con tanti follower, che non vi dico sta cosa perché voglio sia il mio e voglio popolarità, attenzione. Troviamo queste cose, creiamoci numeri forti per poterle segnalare a chi di dovere e un canale su Twitch. Ci vogliono esattamente 5 minuti contattando l'amministrazione per bloccare questo canale e non far streamare più questa persona. Domanda di Vincenzo: perché dopo nonostante le numerose segnalazioni, video e cose di persone anche con numeri molto più grossi dei miei stanno facendo, sta persona è ancora online? Voi sapete darmi una risposta a sta cosa? Anzi, a me piace capire la logica delle cose e tutta sta situazione che succede io non me la trovo. Io riassumere tutto quello che dovrebbe fare l'umanità in una parola: pace e basta. Non riesci, puoi essere una persona terribile, bene, stai facendo la cosa sbagliata, amico. Se qualcuno sparasse, se esiste sbagliato, è il tuo migliore amico, tu sei felice. Alcuni non arrivano a fare questo pensiero.
io dico la mia e stacco, e se volete appuntamenti così, pure per farci una mezz'oretta di chiacchiere, anche portando qualche video e cose varie, io li voglio portare, credetemi, però è sempre non sapere come rompervi i coglioni, che non voglio farvi quelle live pesanti, io so le cose, ve le devo spiegare a voi. No, ragazzi, io voglio capire il mondo pure attraverso i vostri occhi, perché ognuno di noi ha un'età, c'ha una differenza, c'ha una cosa. Magari ci mettiamo tutti insieme, possiamo capire meglio le cose. Se volete, io mi posso organizzare e le posso fare. E se volete che le faccio, io posso anche darvi una piccola chicca che Gianmarco può confermare in questo momento qua. E vi assicuro che non scherzo con quello che vi dirò. Proprio perché sono contento di vedere le risposte che mi state dando, non perché la pensate come me o qualunque altra cosa, che siete persone che a quanto pare ragionate, siete un attimino moderate, quindi quello che voglio fare... Allora, per me si può fare, ok, questa frase, ma me l'ha dato perché per me la frase che ho appena detto è importantissima, le guerre, le sparatorie e le bombe dovrebbero stare tutte in un cestino in una discarica. Chi lo usa dovrebbe essere in una... Oh, allora, io vi dico due cose. Se noi ci mettiamo insieme e ragioniamo 2 minuti sulle cose, allora in questi giorni qual è il casino in questo periodo? Qual è il casino grosso di cui ognuno sente di voler dire la sua e fa casino? Gaza e Palestina. Guai a dire Gaza, guai a dire Palestina. Quello che dici al giorno d'oggi, ti trovi qualcuno contro. Mo parla Vincenzo lo stronzo, quello che ha 3 persone in live ed è felicissimo di averne 3. Vincenzo vorrebbe lanciare un messaggio a chi ha il potere di fare una semplice cosa che è facilmente fattibile a prescindere da contratti diplomatici, colloqui, azioni, cose da fare. Scusate, cortesemente, in entrambe le fazioni ci sono bambini, donne, uomini, o scegliete l'ordine in cui volete queste cose che stanno morendo. Possibile fermarvi 72 ore e fare uscire chi non vuole stare inutilmente in guerra e dargli da mangiare? Poi chi vuole restare a fare la guerra resta là dentro e si diverte con le sue armi, vi tirate tutto quello che volete, ma fermare quello che sta succedendo lì in maniera seria per far uscire persone che non meritano di stare in quel conflitto, non ci vogliono i miliardi, non ci vuole niente, basta solo la volontà di far arrivare questo messaggio da parte mia o da chiunque di voi a chi conta, perché è assolutamente fattibile una cosa del genere. Seconda cosa, io posso vedere di organizzare, perché è una delle cose su cui sto lavorando già da un paio di settimane, ho già parlato con una persona, posso riproporle la cosa tranquillamente. Ragazzi, se vi propongo una serata dove, con questo mood, con il massimo rispetto, dandovi la possibilità di fare un certo tipo di domande senza nessun tipo di problema, questo non ci credo. Se portassi una ragazza che fa OF in live e le facciamo un'intervista, così come abbiamo fatto questa qua, vi piacerebbe come idea? Una chiacchierata informale così. Domande serie, fatte da persone serie di qualunque età e senza pregiudizi né problemi né casini. Vige la regola, chi entra e dice cazzate, botta in fronte e si risolve tutto. Ecco, questo è il modo giusto per chiudere il tutto. Tornando al discorso di prima, c'è la Francia che viene bullizzata perché ci sono tanti gay. A te che cazzo ne frega se sei gay o no? Non vuol dire un cazzo tu essere etero, sei etero, tu essere gay, sei gay. No, scassate la minchia per una cazzo di scelta. Gabri, sono contento che dici questo, ma ti devo dire anche l'altra faccia della medaglia.
ci sono prove, ci sono dimostrazioni, ci sono video, che c'è un gruppo di insegnanti estremamente radicali dove cercano a bambini o a persone molto giovani di mettergli in testa che devono avere dei dubbi riguardo queste cose. Non si tratta di avere dubbi, ma si tratta, dal mio punto di vista, che un ragazzo o una ragazza, per quello che è il suo tempo giusto, debba capire che cosa gli piace e cosa non gli piace. Ma deve essere una scelta libera, non una scelta forzata dai 4 anni in su, mettiamola così. C'ho la prova con mia nipote, però mia nipote, devo dire, è molto intelligente. Se le dici una determinata cosa, ragiona e sa che ci sono altre motivazioni dietro per cui un oggetto, un gioco o quant'altro fa arrivare il tutto verso una determinata direzione, ma ci sono anche bambini più giovani e innocenti che, se davvero gli dici c'è l'asino che vola, guardano in cielo. Quindi se tu ad un bambino gli fai determinati discorsi, cosa cazzo capisce un bambino a 4 anni? Punto di domanda. Va bene, lei fa OF, sì, lo fa, è una scelta sua. Allora, a me piace parlare e credetemi, vi do un consiglio, così stacchiamo e freghiamo anche la pubblicità. Parlate con ogni persona che sa ragionare e che vi trovate davanti. Credetemi, si può sempre imparare qualcosa. Imparate a valutare le persone. Allora, io vedo di rinviare sta comunicazione a questa persona e vedo di organizzare per la disponibilità, vedere come sistemarci il tutto. Non so quando effettivamente si può fare, però io già domani le mando un messaggio e vedo di farla nel minor tempo possibile. Io adesso stacco, grazie mille, spero che vi sia piaciuta fare sta cosina così. No, che stacco, mamma, che ma devo passare il link di Gabri, perché giustamente se no viene meno tutto il motivo. Esatto. Perché è nato tutto questo? Perché Gabri mi ha mandato un link ieri, ha aperto una petizione con gli amici. Gabri, pure io ho fatto una petizione e non se l'è cagata a nessuno, manco di striscia, ed era proprio sull'inclusione, che non c'era nessuno che mi ascoltava quando avevo il link. Non tratto le persone così come sono stato trattato io. Se c'è da poter dare una mano con un gesto piccolo così, lo faccio con immenso piacere. Posso solo sperare che, se sale il canale o qualunque altra cosa, riusciamo a far girare sto messaggio. Allora, Gabri, mi hai appena smerdato in live, sai perché? Io avevo fatto un bel post, avevo fatto una bella situazione, una bella petizione scritta e fatta correttamente. Sono arrivato anche a 10 firme. Gabri e gli amici mi hanno Già battuto. stanno bussati. Minchia, bravi, Speriamo ottimo. bene. Speriamo che il link qui, Regen, fatelo girare. Non cambia tutto nell'immediato, ma magari lo legge qualcuno e cambia una piccola cosa. Poi voi segnatevi le password da qualche parte, comunque. Non andiamo poi a rompere i coglioni a Microsoft in un certo modo, però facciamoci sentire nell'ottimizzare il recupero di username e password, perché effettivamente è un casino se si perde qualcosa. Allora, no, io non devo staccare il blocco, ma devo solo assentarmi un attimo e nel frattempo inizio a caricare pure la puntata. Poi mentre vado di là, davvero, se vi è piaciuto il tutto gestito così, ditelo tranquillamente. Se avete qualche suggerimento, se volete dare qualche indicazione, datela pure, che ci organizziamo e facciamo le live anche in questo modo qua. Anche perché sta applicando sempre a fare un gioco o cose varie. Ragazzi, aiutate lo streamer che è vecchio e sta invecchiando sempre più giorno dopo giorno. Ok, allora, 2 secondi e torno subito. Io l'ho fatta la password, ma gli hacker accedono subito, e per accedere ci sono problemi che è successo ieri. Non con persone che hanno speso. Allora, questo è il punto principale, il consiglio che vi posso dare: è una rottura di coglioni. Fatevi la verifica a 2 fattori con il verificatore sullo smartphone. Si va un bel po' più tranquilli. Vi lascio con lo streamer Gianmarco, tra un po' il canale è suo. Telegiamox. Ho Giamox TV, scegli tu.
Allora, Gabri ti ha mandato tipo 4 messaggi enormi. minchia, questo tutto il tempo che sono... Ma ha fatto un copia e incolla, penso, Minchia. della Allora, petizione. aspetta, facciamo... Ok, no, penso che sono dati... Ok. C'è anche la notizia degli ultimi giorni. Intanto vi condivido il link per chi vuole vedere la puntata. Iniziare. Ah sì, è vero. C'ho da di molto divertente. Allora dico solo questa cosa così chiudo e stiamo a posto. C'è la notizia che sembra, mi è stata girata da vari amici sta cosa, che sia per essere approvata una legge il prossimo ottobre dove ci sarà, parole povere, tutte le chat che useremo potranno e verranno assolutamente controllate dalla testa ai piedi per alcuni accordi statali. Ragazzi, cercatevi la notizia in giro per leggerla e farvela spiegare in maniera migliore. Io non ho avuto modo di informarmi in un certo modo, ma sembra che sia una cosa grossa. Sarà vero? Sarà falso? Sarà falso? Farugli? Farugli? Sarà Ferguson? Non lo sa. Ha fatto anche la citazione a Ezio Greggio che ci sta tutta. Diciamo che non stanno succedendo cose tanto tranquille e nascoste da siamo qui per proteggervi, ma allora io e Gianmarco ieri siamo stati da amici, poi ci siamo sentiti un attimo e ci siamo ritrovati da amico, ci siamo visti, come si chiamava quel film? Weapons, ragazzi, a parte consiglio numero 1, vedetevi quel cazzo di film perché merita tantissimo. No, aspetta, non gli posso dire cose, non gli faccio spoiler. No. Allora, prima vi vedete Weapons e poi finiamo la frase. Se riesci, pinna il teleparti e la petizione. Ok. Allora, aspetta. Nel mentre vi racconto questi due aneddoti. Il primo riguarda te. Che cosa ho fatto io? Allora, io te la faccio così. Vadi. Che non credo che tu l'abbia detto. Vadi. Ci sarà un crossover a breve su un famoso hero shooter con qualcosa di inaspettato. Partiamo con questo. L'hero shooter secondo te chi è? Allora, il problema di base è che quando Gianmarco mi dice le cose in questo modo qua, ci sono le inculate pesanti. Questo no, cioè a livello economico sicuro, Ok, vabbè. però a livello di idea, hero shooter. un hero shooter famoso, attuale. Ti direi Marvel Rivals. No, non Marvel. Overwatch 2? Ok. Farà una collab con... Aspetta che se no viene il meme in automatico, spruzzo l'acqua sul monitor, è finito. Prego. Farà una collab, io stento ancora a crederci, ma la pagina ufficiale l'ha postata questa cosa, vabbè, con un altro videogioco. Ok, ecco, questa è una cosa buona. I crossover sono belli, belle esperienze. Sempre quindi no. Economia a fanculo. Diciamo che questo altro gioco è un gioco dove ci sono dei giovani con delle maschere che evocano delle creature. Perché Overwatch 2 sta per fare il crossover con Persona 5. Ma che cazzo stai dicendo? Gianmarco, ma che è cazzo? Sull'account ufficiale di Atlus. Aspettate un attimo, ragazzi. Eccolo qua. Ufficiale. Questo. Eccolo qua, il crossover che nessuno ti aspettava. Tan, tan, tan. Mungi la mucca. Persona Watch 5, sì. Over Persona 7. Sì. E questo già non te l'aspettavi, immagino. Io tutto potevo pensare, tranne questo. Vabbè. Poi c'è stato un altro, e questo è un meme. Più che altro mi ha fatto ridere la scena. L'atto in sé è sbagliato, questo lo metto già. Però mi ha fatto ridere la scena. Attualmente al cinema c'è il film nuovo di Demon Slayer.
anime, poi te lo farò vedere anche a te quando sarà. Purtroppo per finirà nel 2029 con l'ultimo film, sono 3 film, il prossimo nel 2027 e l'ultimo nel 2029, Regan ha capito Ho già già. capito, ok. Diciamo che c'è stata una lieve rissa in sala, perché una persona, a quanto pare, per non perdersi il film, doveva fare pipì, ha iniziato a pisciare nella sala. Quello che stava a fianco a lui si è alzato e ha iniziato a prenderlo a cazzotti. Però la cosa divertente è che nello sfondo il film andava avanti e c'erano questi due che combattevano e si chiamavano tutte paliate con sta soundtrack incredibile e al ritmo questo abboffava di cazzotti addosso. Va bene, questo va con bene. sta musica. Na, 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 na. Ha spaccato di botte. Io capisco che non è Tekken in giusto. cinema, sì, è Una delle scene più diventato, belle sì, del manga, sì. esattamente Regen, tra l'altro, una scena incredibile, e tu ti vedi a questo che vede quando si alza, gli astemmerà tutti i santi, non so dove è successo, non ricordo, inizia a pistare a botte sto tipo che stava pisciando nella sala. Potevi chiamare la maschera e farti aiutare, lui ha No. deciso per la soluzione Il giustiziere della notte è partito da ha solo. detto ora basta, ho finito, solo questo. Parere mio? Certo. Allora, fino a quando noi casini in sala ne abbiamo avuti Mamma mia. Rotture e ci di siamo fatti palle. sentire quando c'era da farci sentire. Però effettivamente se io becco uno che piscia in sala, No, davanti a tutti, soprattutto in una sala dove ci saranno stati bambini sì, e altre un persone, sacco di ma ragazzini. tu uno schiaffetto elegante dietro la testa per dire ma che cazzo stai facendo? Lì aspetta un attimo. Ha avuto una full combo di Mortal Kombat. Io non ho il fisico per le risse, penso mi si veda, cioè questo è, quindi non... Madonna. Però in quel caso, porca la miseria, che cosa ti scatta nel cervello per tirarti giù le braghe e fare... Esatto. Mo, Io mi stavo pisciando sotto alla scena. allora, mettiti un giubbino sopra, metti il secchio del popcorn. Oh, Christian! Ma so anche il Christian. Ciao! Bonsoir. La sfuriata forse sì, è stata un attimino too much, forse riempirlo di Cioè, cazzotti. mettiti zitto, vai a tempo con il film, non cerca di fare... non devi pisciare in sala. Se proprio ti... allora, ecco, una cosa che andrebbe capita, sta persona aveva problemi di salute? Non poteva trattenerla? Se aveva la vescica debole? Oggi si mette a borsetto, si non già fai a Ti fare. mette pure uno pannolone se è qualcosa, quindi non c'è Non problema. fai comunque questo. No, tu proprio ti alzi, ti tiri giù le braghe e pisci come se non ci fosse Io domani. quando siamo andati a vedere Spider-Man, Dottor Christian, tutto bene? io mi sono cagato addosso nell'intervallo, sono andato a cagare, sono corso dentro, stava uscendo Tobey Maguire da là dentro. Che cazzo sta succedendo qua? Tu se ti ricordi, quando siamo andati a vedere Superman, ti ricordi che ad un certo punto sono andato in bagno, ma sono andato e tornato in pochissimi secondi? Io ho fatto la super velocità. C'è stata una speedrun, hai fatto così. Cioè, là, rischio la galera. Christian, che cosa hai fatto? Christian, che cosa hai combinato? Che ci fosse... capire che nella scena era perfetta. Questa musica epica, mazzate in sottofondo e il tipo che pistava di cazzotti in testa questo pisciatore seriale. Potentissimo. Potentissimo. Giustamente poi l'ha incatastato pure nel seggiolino, quello stava facendo pipì. Gianmarco, è un fight, approfitti della zona dove sei e usi i punti di forza. Ma poi era proprio arrabbiato, pieno di rabbia. No, Maro, Regen, no. Allora, questa è una cosa... Ho fatto una cazzata ieri, Christian, che combina. Dobbiamo chiamare la polizia, Christian, ci stai dicendo questo? No, aspetta, questo mo di solito si concede la chiamata quando ti prendono. A Christian hanno concesso di venire un attimino in live e mo è dalle forze dell'ordine. Per fare un po' di spam. Ma fa benissimo. Sembra tipo il botto. Ma fa bene, fa bene. Cristiano, ci stai facendo preoccupare. Non penso, a te sembra così, si va a non finire. penso. Io con un amico siamo entrati in una proprietà privata e siamo stati beccati. Christian, cioè... Christian, ma no, dai, dimmi che stai scherzando. Io ti voglio bene, Christian, però ti devo dire che sei un deficiente. Allora, aspetta. Allora, Christian, no, io mo ti dico il mio punto di vista, che è interessante questa cosa. Allora, Chris, io ti voglio far parlare e dire tutto, naturalmente, senza avere problemi, che ci devi spiegazioni. Allora, capiamo sta cosa, però ti avviso
alla fine se è uno scherzo, verrai punito. Christian, verrai punito e Mamma anche in mia. maniera pesante. Mamma Quindi mia, se vieni punito. io la domanda te la devo fare perché devo capire che cosa ci facevi tu con un tuo amico in una proprietà privata. In una casa, in un terreno di entrato. Ok, quindi era un terreno che era ovviamente una proprietà privata. Voi siete entrati e chi era del posto vi ha beccato? Quindi vi ha chiamato la polizia, presumo? Io credo che tu sia incensurato, Christian, di base. Questa cosa, essendo giocandotela pure in un certo modo, io non credo che voi l'abbiate fatto apposta. No, aspetta, mo le domande a me si stanno moltiplicando in un certo modo. Quindi ieri sera è accaduto sta cosa. Christian, che cosa ci facevi tu all'aperto ieri sera in tarda serata con un amico in una zona molto probabilmente... Cioè, facci capire un Che secondo. cazzo ci facevi? Se si può Che cazzo spiegare. stavi Apposta, ecco qua. Cristian, allora devo ribadire la cosa di prima. Pure YouTube ti insegna, quando fai queste cose, Allora, se è per un motivo di divertimento ed è una stronzata e lo puoi dire in live, se non lo vuoi dire me lo puoi scrivere pure privatamente o se non me lo vuoi dire nessun problema. Però se c'è una recinzione fatta in un certo modo e tu conosci pure di più la zona e tu di sicuro sapevi che in quella zona non si poteva passare, ma ho capito, Christian. No, No, procede. Allora, ci ha già pensato il proprietario del terreno, penso. allora, ragazzi, sapete perché non posso chiamare la polizia? Uno, che cazzo denunci tu da Napoli? No. Soprattutto. Punto primo, Che quindi cazzo già ne sta sai? cosa. Mi scusi. Già un attimino. Va bene, va bene. Ma vi devo dire io quante recensioni ho passato per lo stesso motivo. Quindi, Però te la sei cavata. Con rischio che sai pure tu, che può succedere però. 7 volte ho rischiato la morte. I miei amici possono... Sì, direttamente alla morte. Sta registrando Marble Hornets. Quello è così che vieni fottuto. Attenzione, attenzione ragazzi, attenzione. Comunque, mo battuto a parte, Christian, cioè, io ho capito la curiosità di tutti. Che però, cosa ti ha incuriosito di entrare penso il proprio treno degli anni 40, mi sa. E però, Christian, pure i vicini possono chiamare, cioè... Allora, Christian, aspetta. Ci siamo cagati sotto. Immagino. Grazie, cazzo, perdonami che immagino la situazione e tutto. Allora, Christian, soprattutto in alcune zone, no, perché uno è contro, pro, a favore, armi, mazzi, eccetera, eccetera. Però con quello che si sente in giro, soprattutto su proprietà così, è facile che le persone che hanno la proprietà di quei terreni sono armati perché tra animali selvatici e persone che vogliono ciularli tutto, si mettono un attimino torcia e pistola in mano e controllano se succede qualcosa. La domanda è se tu avevi curiosità di entrare per vedere il treno o qualcos'altro, ma questi sono tuoi vicini, se ci sei in buoni rapporti, non potevi semplicemente chiedere di andarlo a vedere senza che facevi... un attimo. No, allora, mi è successo con mio compagno, è entrato nella mia casa, lui sapendo che lui non poteva, io gliel'ho ripetuto tante volte, ma mia madre con le telecamere ci ha beccato e amen, mi sono beccato una sgridatina, ma vabbè, niente di problematico. Ancora. Però ecco, quindi Gabri, hai capito che se ti è stato detto che non deve entrare in casa tua, bastava semplicemente ascoltare quello che ti ha detto tua mamma e non ti saresti acchiappato la sgridatina? Esatto. Ok. No, ci sono molti esseri umani che fanno tipo i criceti che toccano l'elettricità ma continuano ad andarci contro. Almeno voi ragazzi avete capito da un errore che alcune cose non vanno fatte. Non abbiamo danneggiato nulla, ok? Allora, sai qual è la cosa, Christian? Christian, ricorda sempre i ragionamenti del Sacro Alan, sempre e comunque. Sempre. Ragiona sugli eventi, ragiona sulle cose, ma metti tutto nell'ordine corretto. Io lo so, Gianmarco lo sa, e anche le persone in chat lo sanno che sei una buona persona. Però se di base c'è la legge e dice in terreni privati non puoi entrare
se vieni beccato ci sono dei problemi, uno, hai rischiato pure di farti male, potenzialmente. anche se infatti spero sarà così, anche se procederanno con la denuncia, non rischia. Cioè, vedi, perché per una stronzata ti devi rovinare il tutto adesso? La denuncia... La denuncia poi sono cose che restano, capito? Sei una buona persona, sei una brava persona, però sta cosa alcune persone non la sanno, vanno a leggere che c'è sta cosa in mezzo e ti limitano su alcune cose. O come ci rispondo, che Gabri ha riscattato cose sulle emoticon. Ok, no, lo devi attivare tu, credo? Non lo so. Ecco qua. Ragazzi, un attimo di pazienza che Gabri ha riscattato il sole emoticon. Comunque, questi sono decisamente 3 mesi di... sì. Allora, diciamo con questi vicini che rapporti sei? Non è... Sono uno No, ragazzi. Scusa, ragazzi. perché non si attiva, non funziona? Ma forse dovrebbero farlo, non lo so, ragazzi. È la prima volta che lo attivo. Va bene. Non lo so, Cristian, secondo me ci dovete pensare un pochettino di più. Prima è l'ultimissima volta. No, ma di base doveva essere anche l'ultimissima volta, a prescindere. Dicevo, con questi vicini siete in buoni rapporti, no, non in questo momento dove... Però me lo immagino un giovane Christian di notte con una torcia in mano. Ti sei sentito un po' Alan Wake? Ammettilo, il momento l'hai sentito. Poi ha regalato graffio e ci ha lavato un buffo. Mi sembra tipo... Ah, c'era il comando da attivare. Mo me la studio sta cosa. Non penso, non sono del mio paese. Allora, Cristian, insegnamento per il futuro. È bello rischiare, è bello vivere avventure, è bello togliersi delle curiosità, ma calcola sempre i possibili problemi. Allora, se era un territorio dove conoscevi chi c'era e potevi muoverti in un certo modo, ok, c'è il mio paesino, allora distacco 15 metri. Il problema è che mo tu ti sei scusato e tutto, non c'è modo di far calmare la situazione, che è stata solo una ragazzata, cioè non avevate nessun intento pericoloso o criminale, quindi il problema non c'è, però hai imparato adesso per bene la lezione. Ragazzi, io devo andare a fare in culo, entro da telefono o a domani, sempre se ci sei domani. E ultima cosa, condividete il link, condividete il link, condividete il link. Gabri, tu sei adatto alle televendite? Figlio di Tanaka? Possibile, possibile. Cristian, allora, noi se ci fai sapere in che prigione ti metteranno, noi ti possiamo portare le arance, possiamo fare una richiesta, vedere se almeno ti fanno vedere le live, così continuiamo la wake. Ti possiamo fare arrivare Gianmarco che ti canta la buonanotte, non lo so, che cosa possiamo fare? Piccoli Vanna Marchi crescono. Eccolo appunto, condividete il link per migliorare la sicurezza Microsoft. Adesso a domani o a dopo. Gabri, buttalo un'altra volta. Dai, dai, condividi il link un'altra volta. Noi abbiamo chiesto più volte scusa, ma non erano contenti. Pensavano che eravamo albanesi con l'intento di rubare. Quello è il problema. Infatti hanno controllato la macchina. Giustamente, con quello che si sente in giro, non gli do torto. Giustamente non vi conoscevate a sto punto e quant'altro, quindi pensare che eravate... Mo se nella vostra zona capita più spesso a causa di albanesi, non è che perché tutti gli albanesi rubano, attenzione. Quindi partiamo sempre da sto concetto qua. Però di notte ti vedi due ragazzi entrare in un certo modo, è normale che succede quello. Mo, oltre che con loro, spero che tu e il tuo amico vi siate pure scusati con i vostri genitori, perché non è che gli avete fatto fare una gran bella figura, eh.
Cioè, avete fatto l'errore. Cri, lo sai, ti dico sempre le cose come stanno e ti dice uno che le ha fatte queste cose. Fatto cazzata, ma non è cazzata grossa che non è più recuperabile. L'importante è che avete capito che in certi luoghi è bello entrare anche rischiando un pochino, ma ci sono luoghi dove per quanto la curiosità sia forte, non metteteci il piede. Vabbè, dai, al massimo prendevano da noi 20 euro e buonanotte. Allora, il fatto che siete ancora vivi è già un ottimo risultato, un'ottima prova pure per te. Vabbè, dai, spero ritireranno la denuncia dopo aver capito che era solo una ragazzata. Penso che la prima reazione ci sia stata anche perché comunque si sono anche loro spaventati per tutta la situazione. Quindi niente vieta che possa risolvere. Cristiano, attento perché se poi, puta caso, dovesse arrivare una denuncia... No, aspetta. Cristiano, no, fermati. Rischiosa queste cose. Non avevo letto che no. Mi sto incazzando, Cri. Guarda, ti dico, non è da te quello che sto leggendo, ma non è per dirti che sei sbagliato. Attenzione, le ho fatte pure io queste cose, ti ripeto. Ti do un consiglio adesso. Ascoltami. Dillo ai tuoi genitori. Di la verità, adesso, no tra settimane. Crei tanto sta cosa, in un modo o nell'altro si verrà a sapere. Più passa il tempo in cui i tuoi lo verranno a sapere, più sarà la quantità di legnate che ti arriveranno. Attenzione. Cri, lo so che sei maggiorenne, proprio perché sei maggiorenne che devi assumerti la responsabilità di quello che hai fatto. No, ma tu assolutamente, no, tu non li devi coinvolgere per farti dare una mano e questa è un'ottima cosa quella che stai dicendo, che ci sono persone che nella tua stessa situazione inizierebbero a frignare mammina e babbuccio e non saprebbero prendersi le proprie responsabilità. Ti dicevo sta cosa proprio per un fatto di maturità. E questo è il punto. Poi se convivi ancora con loro, è giusto che lo sappiano. Solo questo. Anche perché credimi, se non va avanti il tutto, allora ok, per non mettergli pensieri e preoccupazioni, che capisco anche il tuo punto di vista, che sentirsi dire questa cosa non è facile, potresti pensare anche di non dirglielo, ma se vedi che queste persone non cambiano idea e vogliono continuare su questa strada, meglio che glielo dici tu che lo vengono a sapere da altre parti. Questo è l'unico consiglio che ti posso dare. Poi, naturalmente, la scelta finale su cosa fare è sempre tua. Però fidati, ti risolvi un bel po' di casini futuri e hai molta più tranquillità. Oh cazzo, sono le 23:06. Questo è il prepuntata più lungo che abbiamo mai avuto. Allora, aspettate, perdonatemi, vi metto in chat di qua. Nel frattempo, ok, puntata numero 9. Il vecchio Takeda. È tornato il vostro televendite preferite. Condividete il link per aumentare la sicurezza Microsoft. È un giovane Tanaka, effettivamente. Christian, ci sei ancora? Ti sei offeso per quello che ho detto e mi hai mandato a fare in culo? Dimmi tutto. Anche il telefono è un mezzo per fare marketing, Gabri. La telecamera è centrata. Ok.
mi aprono in 10 e se non succede nulla rimane un ricordo farli quasi. No, no, è questo il consiglio. Tu mo l'obiettivo è vedere di trovare il modo di ragionare facendo passare un paio di giorni con queste persone, riscusarti, fare in modo che quella cosa non vada avanti. Se quella cosa non va avanti, poi in futuro, tra anni, glielo racconti per farvi due risate, non ci sono problemi. Ma se queste persone vogliono continuare su sta strada, fidati, soprattutto se convivete, diglielo prima tu che lo vengono a sapere per qualche lettera che arriva a casa o per qualcuno che gli può dire qualcosa. Posso assumere Gabri come botto? No, lavoro... Ma c'ha gli slogan buoni. Non si può fare. Dannato mondo del lavoro. Questo sono d'accordo. Prossimo nome Gabri Bot. Poi cambierà dopo un paio di giorni. Quindi. Consigli di andare da loro e richiedere nuovamente scusa? No, allora non dico nell'immediato, Crit, non so entro quanti giorni dovrebbero presentare il tutto, magari ve l'hanno solo detto per spaventarvi e darvi una lezione, magari ci stanno anche ripensando. Tu come sei rimasto con loro? Cioè gli hai dato i tuoi contatti, gli hai dato il numero, ti hanno detto se ti avrebbero richiamato per farti sapere qualcosa, come siete rimasti? Direi che ne abbiamo avviato la puntata. Ci sei entrato? Ti metto il links. Magari te lo sei perso. No, ma quando mai, Cri? Ma quando mai? Io te ne parlavo qui perché ecco, pure parlare di certe cose per me non è un problema, che se si affrontano le cose in un certo modo, anche in live, senza dare troppi dettagli, senza rivelare troppo i fatti propri, mettiamola così, c'è la possibilità di dare un consiglio. Poi per me non è un problema parlarne adesso, poi puoi mandarmi pure dei messaggi in privato e ti rispondo privatamente senza nessun tipo di problema. Hai tentato di fare Alan Wake ieri sera, ti posso mai non dare un consiglio se me lo chiedi? Erano scossi anche loro e se ne sono andati. Abbiamo provato a parlarci, ma se ne sono andati. Quindi, Green, non gli avete lasciato i vostri dati? O loro sapevano che eravate i loro vicini? Che questo è un dettaglio non indifferente. Anche perché se sapevano che era almeno uno di voi due, erano i vicini, così come hai detto prima, penso che comunque voi siete sì grandi, ma comunque sarebbero passati direttamente loro dai vostri parenti o genitori lì vicino. Se non si è presentato ancora nessuno a casa, magari è tranquilla la situazione, eh. Flix post party, se volete guardare gli anime, film e cartoni animati insieme con Vincenzo e chat, qua e io. Tutti insieme. Avevo letto vicini per qualche motivo allora. E allora perdonami. Tu gli hai lasciato i tuoi documenti? Pokémon. In che senso? Questo non è un Pokémon, questo, eh? No. Problema. Che se non sono i tuoi vicini, allora non gli hai lasciato dati e vogliono farti una denuncia, si sono presi la targa, si sono presi qualche cosa con cui possono rintracciarvi? No.
Sì, ma perché ci hanno costretto di farlo? Avevano preso in ostaggio le chiavi della macchina del quindi è stata pure un'azione e un momento bello concitato. Visto che poi se ne sono andati incazzati, effettivamente è una bella incognita nel sapere come si muoveranno, eh. Le chiavi in cambio della foto della carta ID. Giustamente si dovevano tutelare, capendo il momento, trovandosi due persone strane, con quello che si sente in giro, non hanno tutti i torti. Voi però cioè quanto tempo vi siete trattenuti sulla scena del crimine? Che ricordiamoci, tutto questo, quindi denuncia, casino, è vero, non va fatto, però se sono stati 2 secondi sti ragazzi e dopo 2 secondi gli avete puntato qualcosa, stiamo pure un attimino calmi, eh. Dieci minuti. Ah, questo era la testa allungabile. Non lo distrugge da ragazzi. Cioè, non siete stati neanche tantissimi. Allora, la speranza è che pure chi vi ha urlato contro, immagino non sia stata una situazione piacevole per voi. Avete fatto il cagotto, questo è poco ma è sicuro. C'è la possibilità che capiscano pure loro che eravate solo dei ragazzi e non succede niente. Però ecco, gli esseri umani sono belli per questo, non sai mai cosa ti puoi aspettare. Tu effettivamente puoi tenere d'occhio la casella postale se ti arriva qualche chiamato o ti arriva qualcosa e capire se si sono mossi in un certo modo oppure no. Arriva la lettera a casa. L'unica cosa puoi tenere d'occhio la cassetta della posta ogni singolo momento in cui passi per casa e se arriva qualcosa la intercetti tu e usi quel momento per dirglielo, così eviti che lo vengano a scoprire da soli. Se non arriva niente stai ancora più tranquillo e non ci sono problemi. Poi io ti volevo mandare un messaggio oggi per chiederti se volevamo fare Alan Wake e io non so perché non te l'ho mandato, ma questo è tutto il karma, che per una settimana Alan Wake te lo scordi proprio completamente. Questo penso sia il minimo, penso sia il minimo, che non posso far finta di niente. Diciamo una settimana di pausa e la chiudiamo qui. Abbiamo mostrato violenza e opposizione, eravamo bianchi come vampiri. No, al moto ho detto te puoi giocare in maniera intelligente, controlla la cassetta postale tutti i giorni per un periodo di tempo e vedi se arriva qualche lettera. Se arriva, la prendi, vai, dei tuoi dici, vi devo parlare, ho fatto una cazzata, scusatemi, e gli spieghi cosa è successo. Se non arriva niente, va bene così. Infatti abbiamo paura di andare da loro, per una cazzata così innocente. Lo penso pure io, Regen, però sai qual è la cosa? Le persone sono volubili. Si può mai sapere, però soprattutto per questa situazione che è una ragazzata, sta decisione se la prendono entro un paio di giorni. Si muovono perché poi per avviare tutto questo c'è bisogno da perdere tempo. Passano un paio di giorni, secondo me, capiscono che erano dei ragazzi che alla fine non hanno fatto niente di grave, sanno che gli hanno fatto spaventare perché, detto giusto poco fa, Cristiano, che erano bianchi come degli spettri.
metri, secondo me fanno cadere la cosa senza problemi. No, è un bel peso, Christian, immagino. Ho detto, vedi i prossimi giorni come va. Tu c'hai le curiosità, mi mandavi un messaggio, abbiamo un casino di cose da farti vedere. Buon soir, quello. Abbiamo un casino di cose da farti vedere in Alan Wake. Ti sei andato a vedere il treno degli anni 40 e ti becchi una denuncia. Non ci hai guadagnato. Sì, quello ci sono tutti stasera. Anche se comunque ancora non hanno detto di preciso cos'è. Una cosa muffa, non presentare tutto. Giustamente, sono usciti dal letto di corsa. Magari è scattato qualche sensore o c'era qualche telecamera e siete stati beccati proprio subito. Poi che ci facciano queste persone nel loro terreno privato con un treno degli anni 40, questo è un altro discorso, ragazzi. Su proprietà privata. Questo è un altro discorso. Aspetta. Quello 89, puppami la fava. Perfetto. Mi sembra un messaggio giusto e corretto, sì, concordo. Io concordo con questo messaggio. Sei d'accordo? Sì. Ok, anche Gianmarco è d'accordo. Quello stiamo vedendo un attimo la puntata di Caru. Appena mandaci il video e poi Ok. commentiamo anche quello. Cioè quello che mandi, non quello tu. Dacci un'anteprima di cosa parla questo video, anche per far capire che cosa andiamo a vedere. Non so se fa mandare però il link. O se no come messaggio privato. Di solito la polizia dopo quanto tempo chiamano, in particolare nel nostro caso? Dipende. In base a quando viene sporta Allora, la denuncia. di pure. base, visto che vi hanno preso le chiavi e avete dovuto dargli i documenti per la foto, se volevano chiamare la polizia o quant'altro, potevano farlo anche nell'immediato, non dandovi le chiavi della macchina. Poi vi hanno fatto andare e se ne sono andati. Penso che poi comunque il tempo che vi siete trattenuti e vi siete spostati dalla zona, non avete visto volanti della polizia o dei carabinieri che andavano in direzione di questo terreno. Che potrebbero essere tornati indietro e aver chiamato la polizia, però se voi eravate in zona e non avete visto qualcuno che andava in quella direzione, potrebbero non averli chiamati stesso ieri sera, Sta esplodendo il microfono. Ok, vedete adesso? Ogni tot il microfono impazzisce letteralmente da solo.
Diciamo che mi ha fatto quanto di live? Un'ora e 21 e si è bloccato, ok. Quindi se mi ricordo una volta ogni ora di riavviare il microfono. Non hanno chiamato la polizia, non penso tornavano a casa per chiamare la polizia e ci lasciavano soli. Oggi non è successo niente, non è arrivata nessuna telefonata, non è successo nessun tipo di casino, anche perché sul documento c'è l'indirizzo, quindi non è presentato nessuno da te. Qui qua c'è davvero la possibilità che hanno capito che è solo una ragazzata, si sono solo tanto spaventati e mo nei prossimi giorni non succede niente. Quello dicevo, quindi magari davvero hanno capito che è davvero soltanto una ragazzata, avete trovato delle persone che si sono giustamente spaventate e la cosa finisce qui. Anche perché di base penso che voi paghereste una multa, però comunque tra mettere l'avvocato e tutta una serie di cose non penso che economicamente gli converrebbe. Poi ognuno prende le proprie decisioni. O impiccati ad un albero, attenzione. Ok, grazie mille, quello. Secondo voi ha senso fare denuncia tra 1 o 2 settimane? Visto quello che è accaduto, visto che hanno le prove, visto che hanno ogni cosa, perché aspettare 2 settimane? Soprattutto se hanno delle telecamere o se c'era qualcosa che ha registrato la vostra presenza lì. Ci vorrebbe niente a chiamare, hai già tutto. Oh, ci dai la lore dei villaggi? Mm. Eccola. Di cosa? Sta muerto? Minchia, l'avvocato per questo, loro danno prove di quello che abbiamo fatto, non c'erano telecamere, era un luogo buio pesto, ma buio buio buio. Il fatto è che c'hanno la copia dei vostri documenti, però ti ho detto, tu vai tranquillo nei prossimi giorni e vedi se succede qualcosa. Per fare denunce, per fare determinate cose, devono avere determinate prove e devono dire che voi avete fatto determinate cose negative. Avete fatto l'errore grosso di entrare in una proprietà privata, però di base non ci sono prove né avete poi concretamente fatto qualcosa di illegale o di male. È arrivato Presidente. Grazie Presidente. Easy. Quindi non è un caso, è proprio per la sua famiglia che gli è comunque accaduta sta cosa a lui. Ma tagliato testa. Oh, L'estate in cui Caro è morto di nuovo. Con la testa tagliata. Ok, adesso... l'ha riscioccato. Di nuovo. Aspetta, mo esce il suo samiello, aspetta. Eccolo qua, a posto. No. Va. Colpo di testa. Va bene, va benissimo.
Allora, siamo pure in orario. Poi ci sentiamo l'altro. Io mi sto immaginando mo Christian di notte in giro per la natura incontaminata. Voglio vedere il treno. Prego che non accada nulla. Io non sempre sono quel tipo di persona che cerca sempre di evitare quello, ma stavolta l'ho combinata grossa. Allora, non l'hai fatta grossa, Cri. Diamo il giusto valore alle cose. Hai fatto cazzata? Sì. Sì, Chris, hai fatto cazzata. Non è che hai fatto chissà cosa di grave, eh? Anche perché mi sembra che sei bello cagato sotto e hai imparato la lezione. No, Cri. Regen, buonanotte. Oh. Poi mettiamo un po' di Hollow Knight, che sono anche un paio di giorni che non lo faccio, vediamo se troviamo qualcosa di nuovo. Cristian, il trauma un po' serve perché così non farai più queste sciocchezze rischiose, in questo caso più che altro per la fedina penale. La salute resterà, non hai ucciso nessuno, però è un po' una rottura di cazzo, questo non te lo tolgo. Osa un pochino entrando in luoghi dove non si può facilmente entrare, ma ci trovi più soddisfazione se ci arrivi entrandoci in modo legale e provando a chiedere, che magari nella situazione questa qui, passando di giorno, provando a vedere se potevi chiedere a queste persone di fare qualche foto vicino al treno, se era quello il tuo punto principale, magari avresti trovato pure persone gentili che ti avrebbero offerto bicchierino d'acqua, ti avrebbero fatto sedere pure a tavola, bicchierino di succo di frutta bello fresco dal frigo, che fa sempre piacere. Andavi lì, ottenevi la stessa identica cosa senza avere tutti questi problemi. Mo, ottimismo, perché credimi, se dovevano mandarti polizia o quant'altro addosso, già era successo, già era successo. Perché appunto senza telefilmati e cose una denuncia che tu devi fare subito, se no anche io c'hanno pure le foto dei documenti. Poi se ci sono motivi personali o quant'altro per cui la fanno tra 1 o 2 settimane, questo nessuno può saperlo. Consiglio che ti ho dato, l'unica cosa che puoi osservare o il tuo telefonino se ti arriva qualche messaggio, qualche chiamata spam, cerca di rispondere magari a qualche numero che è stato segnalato erroneamente, vedi se ti arriva qualcosa a livello telefonico. La polizia, cose ti esce proprio scritto sul telefono. Controlla la cassettina postale e vedi se ti arriva qualche lettera. Il consiglio da persona più adulta e che vuole farti evitare dei brutti momenti, tu non dire ancora niente ai tuoi per non metterli in preoccupazione, che poi dovresti metterti là a spiegare tutta la situazione. Evita. Però se arriva la lettera, sii uomo, sii una persona matura, hai capito già che hai fatto una stronzata, glielo dici. Punto. Io ebbi la stessa curiosità che hai avuto tu un paio di anni fa mentre lavoravo come animatore, era di notte nel villaggio, eravamo lì a parlare, io da lontano nella vallata, perché lì era tutto un sali e scendi, una cosa che non sto qua a dirvi, vidi una piccola luce in lontananza, sembrava una cosa un attimino molto particolare, già sospetta forse, sai nei film quando vedi proprio quelle scene e dici no, tu là non ci devi entrare. Fu lì che in quel momento Vincenzo si alzò e disse andiamo là. A noi ci è andata bene che abbiamo trovato un gruppo di persone che si erano riunite in un casale di una di queste persone e stavano festeggiando l'essersi ritrovati insieme. Ci siamo ritrovati all'improvviso in una sorta di sagra quella serata. Ci hanno accolto a braccia aperte, ci hanno fatto mangiare e bere un casino. Ci siamo semplicemente divertiti, ma perché ci siamo avvicinati con calma, abbiamo capito, una volta che li abbiamo visti non siamo entrati dentro e ci siamo seduti a tavola, ci siamo presentati, abbiamo detto come mai eravamo un attimino arrivati lì. Quelle persone ci potevano cacciare e ci hanno fatto stare con loro, non ricordiamo i nomi, non ricordo manco con chi ero, però stessa situazione, chiedendo, la cosa è fattibile. Se hai capito la lezione, buttati in luoghi
che ti destano curiosità, però fallo in maniera intelligente. Per il momento una settimana senza la wake, Sì. che è una punizioncina, lo sai che ti voglio bene È tanto, proprio perché ti vogliamo bene. sono in live e l'ho detto prima, chi fa questo deve lasciare un certo tipo di segnale, quindi per il bene che ti voglio, la cattiveria per punirti un attimino te la devo fare. Una settimana, guarda, ti dico pure la data, possiamo ricominciare a parlarne da lunedì prossimo 22. Ecco qua. Di giustizia. Tanto Cri, con quello che c'è da vedere, Non ti preoccupare. Cristo. L'attesa per Qua. questa piccola penitenza. Mo pensaci 4 volte. Bravo. Continua ad osare, ma pensaci 4 volte. Anche che mo diciamo il biglietto, tra virgolette, esci gratis di prigione, che sei incensurato e tutto, ce lo siamo giocati. Occhio alle recidive e alle cose. Mi raccomando, Cristian. Allora, stacco un attimo, così cambio il titolo e mettiamo All of Night. È una Christian, quando mi hai raccontato il tutto, guarda, ti dico la verità, lo sai. Non che ci sono rimasto male, ma nella mia mente continuava a passare il pensiero, guarda sto testa di cazzo che cosa ha fatto. Il mio primo pensiero era stato un mese. Però poi mi hai raccontato le cose, ti sei aperto, so che mi stai dicendo la verità, che hai capito che dire bugie non serve a un cazzo. Crea, accontentati di una settimana. Brutta una settimana senza continuare Alan Wake, ma pensa un mese senza poter continuare Alan Wake. Quindi dai il bacino al terreno, sputati nell'occhio destro e nell'occhio sinistro, chiediti scusa, hai appreso la lezione, passa una settimana e tutto torna come prima. Se fai una cazzata c'è una punizione. Questo è l'insegnamento. Dai, datemi 5 minuti e torniamo subito. Portiamo le arance al limite. No, ma poveri. O i portualli. Dai.